Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietta Veneziana. Oggi il titolo della pillola è che ci sono momenti della vita che bisogna sapere aspettare. Ma prima di iniziare questa piccola pillola vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietta Veneziano. I link li trovate qui sotto in descrizione, ed eventualmente anche venirci a trovare nel sito capitano.intervista per poter scaricare gratuitamente i 20 ebook. Hanno già scaricato più di 150.000 ebook, più o meno ogni ebook ha 10 circuiti, e quindi praticamente la gente ha scaricato quasi 1,5 milioni, 2 milioni di circuiti e 40 radiostilici. In più, nella nuova sezione shop del sito capitano.intervista.org, ripeto il link sotto qui in descrizione, per chi vuole acquistare dei servizi di The Garmaretto Veneziano, trova una palette di possibilità. Bene, oggi parleremo dei tempi in cui una persona attiva sia dei circuiti oppure delle riti propositivi, propiziatori, d'agili. Bisogna capire una cosa, no? Che per trovare la propria anima gemella, perché fondamentalmente noi, per poter ritornare alla Keter, possiamo girare intorno quanto vogliamo, ma dobbiamo avere l'anima gemella. Per trovare l'anima gemella bisogna metterci del tempo. Sono persone che magari la parola anima gemella l'hanno sentita per la prima volta in questa vita. Magari sono qui da 30 vite, sono scese, no? Continuano a scendere, sbattere la testa contro materialità, sbattere la testa magari sono re, principi una vita prima. Quanti esoteristi su Face, la vita prima ero Michelangelo, la prima vita ero Gesù Cristo, la vita prima ero la Madonna di Lourdes. Quanti vogliono salire sul trono dell'ego, no? Però pochi che dicono: io sono qui per trovare la mia anima gemella. Quindi la cosa importante è capire, no, che noi siamo qui, se vogliamo ritornare alla Cheta, che poi il paradiso eterno, dobbiamo ricongiungerci all'altra metà del cielo, che chi è? È la nostra anima gemella. Quindi senza anima gemella noi torneremo giù. Quindi se prima magari siamo passati male, no? Adesso magari abbiamo una vita un po' più performante, abbiamo magari una casa, perché magari sapete, se uno si rincarnava più di 90 anni fa, a 20 anni non aveva più i denti, era analfabeta, lavorava 13-14 ore nei campi, non esistevano le industrie, a 30 anni molto probabilmente era già morto, no? Chiaramente era difficile cercare l'anima gemella in quelle condizioni. Adesso l'anima, no, o una parte dell'umanità che ha l'anima, diciamo che è in grado di avere il tempo necessario per cominciare a capire e a sapere che deve cercare l'anima gemella. Però ci sono alcuni che nel tempo di cercare l'anima gemella si prendono anche il sfizio di attivare dei riti propiziatori, anche per cercare l'anima gemella, oppure con i circuiti radionici. Allora, partendo dal presupposto che tutti quelli che seguono Marietto hanno capito che lo scopo principe di questa vita non è la parolina New Age della serie fiamma gemella, sai, quelle cosettine lì che da Luna Park, no? Ma la cosa seria è trovare un'anima gemella, se no non si ritorna in paradiso. Oggi siete qui belli e sani, la prossima vita magari nascete nel paradiso Brissago, è l'ultima cosa che un essere umano, o in quelle prigioni dei Saramani. Ma partiamo dal presupposto che le persone sono qua e hanno capito che la cosa principale non è avere un conto in banca di 20 cifre, ma avere l'anima gemella proprio a fianco. Quando si attivano i riti propiziatori, quando si attivano i circuiti radionici per fare questo scopo, no? Bisogna avere pazienza, no? Non è che domani, o ipotizziamo, adesso siamo in dicembre, giugno-luglio, perché arriva l'estate, dobbiamo per forza trovare. Magari la incontriamo, no? E succede che capiamo che la nostra anima gemella, ma poi ci attiviamo fra 3-4 anni. Se lo dice Marietto, potete credere che è così. Quindi alcune volte ci sono delle persone che mi contattano in PVT o scrivono, hanno subito fretta di trovare l'anima gemella. Oh amici,
oppure mi stai ascoltando, ma magari sei qui da 30 vite, che gira e giunge, hai fatto tutte le cavolate di questo mondo prima, e adesso sei qui e hai subito fretta. Certo, nel New Age, ve l'ho già spiegato, no? Pensiero positivo, ma lì non state cercando l'anima gemella, voi state cercando di creare altri mostri che poi un giorno, quando sarete un po' addormentati, faranno. Quindi, quando una persona si attiva per cercare l'anima gemella, magari l'ha già incontrata, no? E magari sa anche che lei è l'anima gemella, ma ci vuole il giusto tempo. Cioè, cioè il frutto dall'albero non è che si coglie quando è acerbo, si coglie quando è maturo, quando è la giusta maturazione. Quindi ci sono molte persone che mi contattano, hanno questa fretta, questa ansia, non funziona così. Ci vuole il giusto tempo, ci vuole pazienza. E poi il tempo, è sempre detto, ma Maria Veneziano, è galantuomo. Quindi se quella persona è veramente la vostra anima gemella, è chiaro che è meglio sempre attivare circuiti radionici, e mettere magari il proprio testimone dentro conchiglia, fare dei rituali propiziatori, attivare tutto quello che si può fare, anche quei piccoli riti di magia operativa che Marietto Veneziano ha messo nel suo canale, che basta andare a vedere, sono gratuiti, funzionano, però ci vuole il proprio tempo, ci vuole il tempo, no? Ci vuole la pazienza. È chiaro che poi c'è il colpo fortunato, che magari da millenni che queste anime si sfiorano, no? E alla fine diventano l'anima gemella, cioè nel senso alla fine uno si rende conto che l'altro è proprio. Ma se no, bisogna lasciare il tempo, cioè bisogna fare che la cosa maturi, no? Magari ci sono persone, ad esempio, io mi ricordo anni fa che avevo controllato una persona, e gli ho detto, guarda, quella persona lì è la tua anima gemella. L'ho proprio detto così a questo mio committente. Però gli ho detto, non fare niente, sto parlando tanti anni fa, non fare niente, no? Perché noi lo sappiamo, ma non dobbiamo né fare né riti operativi, né riti propiziatori, niente. Vedrai che fra 2 o 3 anni questa persona si sveglia e verrà a cercarti. Nel frattempo non fare niente. Beh, è successo proprio così. Dopo 3 o 4 anni, adesso non mi ricordo più i tempistici, visto che era l'anima gemella, quello che a un certo punto si è svegliato, gli ho scritto una letterina e queste persone adesso sono insieme. Certo, la gente che contatta Marietto vuole tutto e subito, no? Alcune volte si può fare, alcune volte chiaramente si può fare anche se non sono le proprie anime gemelle, ma ci vuole sempre il tempo. Uno può dire, la mia anima gemella, bisogna cercarla, cioè non viene più niente gratis dal cielo, bisogna fare riti propiziatori per fare in modo di trovarla o di incontrarla, e anche quando si incontra non è che bisogna scriverlo sui muri, questa è la mia anima gemella. Alla fine, se sono rosy, fioriranno, eh? Quindi, perché questa pila? Perché voglio incoraggiare quelle persone che hanno visto, no? Tramite delle ricerche radioniche, radiostesiche, tramite Sibille, che molto probabilmente quella persona è l'anima gemella, no? E bisogna avere pazienza che il frutto maturi, no? Perché sennò è come giocare a baseball. Con la mazza, se la pallina la si colpisce troppo prima si sbaglia, se la pallina con la mazza si colpisce un secondo dopo si sbaglia, bisogna colpire al punto giusto, no? E quindi quando le persone hanno intravisto la propria anima gemella e sanno che esiste, no? Perché molte persone adesso, quelli che stanno guardando il canale Marietto Veneziano, sono 10, entro domani saranno 60, e molto probabilmente fra queste 60 la prima volta che qualcuno sarà la prima volta che sanno che esiste l'anima gemella. E quindi a quel punto lì deve aver pazienza. E certo, poi ci sono quelle che mi dicono, io sono già sposata, questo è un grande problema di mancanza di conoscenza, per il semplice fatto che, come ho già spiegato altre volte, da giovani si fanno degli errori importanti, ma questo è tema di un'altra pillola. Quindi a tutte quelle persone che seguono Marietto, io consiglio di aver pazienza, no? E anche quando intravedete un'anima gemella, non è che bisogna correre là, guarda che tu sei la mia anima gemella, bisogna stare zitto, tanto alla fine sei l'anima gemella, come ho consigliato con la mia cliente anni fa,
dopo 2 o 3 anni, non mi ricordo più, quello lì dice che appunto si è svegliato verso Natale, gli ha scritto una letterina e quello lei lo sapeva già che chiaramente lui era sua anima gemella e da cosa è nata cosa. Bene cari amici, grazie di avermi seguito fino a qua, vi ricordo che se non vi siete ancora iscritti nel canale di The Gara Maretto Veneziana, i link sono sotto qui nella descrizione e veniteci a trovare anche nei nostri gruppi Facebook sotto qui nella descrizione. Se volete un consulto, 20 euro, 45 minuti su WhatsApp. Grazie cari amici, il numero di telefono qui sotto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.